La Pallavolo Padova supera l'emergenza Covid-19 e con ampio anticipo conferma che sarà il via della prossima Superlega. La prova è l'annuncio del nuovo allenatore Jacopo Cuttini che sostituisce Valerio Baldovin. Per i tifosi la soddisfazione più grande è sapere che il progetto societario continua. La fortuna della nostra società, che è sempre stata ormai, diciamo, il simbolo della pallavolo Padova, è che contiamo in 110 amici, sponsor e soci che ci stanno supportando, e quindi già da intervista, diciamo, chiamiamola così, ai nostri sponsor, chi più chi meno sono ancora vicini alla nostra società, e quindi questo ci porta a dire che noi ci saremo ancora. Un ritorno per il neotecnico Jacopo Cuttini, già vice a Padova prima dell'esperienza in Friuli in A3. Dovrà guidare un gruppo che sarà basato sul vivaio, forse con mire meno ambiziose ma comunque rivolte al futuro. Noi a lui chiediamo di portare avanti una società che crede molto nei giovani e come faceva prima Valerio Baldovin, cercare di avere un occhio di riguardo, di attenzione proprio sulla società, inserendo i giovani all'interno di un gruppo dove ci sono persone esperte, ma anche insegnando ai giovani ad essere vicino su una squadra importante.